Il 23 novembre a Sandrigo, in provincia di Vicenza, si tiene la quinta edizione degli Stati Generali dei Boschi di Pianura. Siamo in compagnia della dottoressa Giovanna Bullo, di Veneto Agricoltura, che ha curato l'evento. Cosa sono gli Stati Generali dei Boschi di Pianura? Sì, nel 2017 viene stipulata la cosiddetta Carta di Sandrigo, che appunto esce quale documento finale dagli Stati Generali, che vogliono essere una comunità che raggruppa tutti gli interessi e gli interessati al ripristino dei boschi nella pianura veneta ed essere una sorta di mente pensante appunto rispetto a questo obiettivo. C'è un obiettivo preciso che è quale, quindi? Sì, quello di riportare in pianura veneta la superficie boscata a 5.000 ettari entro il 2030. Un obiettivo ambizioso, ancora lontano a dire la verità dall'essere raggiunto, ma che sicuramente beneficerà della input che a livello sia nazionale che internazionale si sta dando a questa attività, alla riforestazione, in seguito anche alla problematica del cambiamento climatico. E concretamente com'è che ci si arriverà a questo obiettivo? Allora, in Regione Veneto ci si spende molto per questo tema. Posso citare solo due cose, due norme: la legge regionale sui boschi di pianura, che prevede finanziamenti a soggetti pubblici per poter ripristinare o ampliare superfici boscate in pianura, e negli ultimi 2 anni la regione ha bandito due candidature. L'altra cosa che posso citare oggi è la legge regionale sui boschi didattici, di cui si parlerà il 23 novembre, che è una legge che vuole fare rete proprio tra i boschi, quindi anche quelli di pianura, per farne emergere il valore aggiunto, che non è solo quello noto, insomma, della copertura verde, ma appunto anche del benessere e di tutti gli altri servizi ecosistemici che un bosco può offrire. Nel corso dell'evento è in programma anche la consegna, l'assegnazione del premio Jean Genot, l'uomo che piantava gli alberi, giunto alla quarta edizione. Sì, il premio, che è appunto la sua quarta edizione, vuole premiare 4 figure in 4 categorie: volontari, amministratori di bene pubblico, imprenditori e tecnici, agronomi forestali, che si sono distinti nella loro vita o nella loro carriera proprio per questo desiderio di far ritornare i boschi. Jean Genot scrisse questo libro, L'uomo che piantava gli alberi, che ci ha ispirato e continua a ispirarci. Ci piace molto la figura del protagonista del breve romanzo, che silenziosamente e senza appunto rumore riporta in quel caso una foresta di querce nella Francia meridionale. Ricordiamo magari anche in cosa consiste il premio, o meglio i quattro premi. Sì, il premio consiste in 250 piantine allevate nel nostro centro per la conservazione della biodiversità di Montecchio Precalcino, e che verranno appunto poi destinate ad un progetto di rimboschimento.